È stato trovato dopo 10 giorni di fuga Claudio Carru, 66 anni, ex portuale di Siniscola, condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per violenza sessuale. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. L'uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri a Capocomino, vicino al faro, dove si era rifugiato. Carru era sparito lo scorso 2 ottobre, subito dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva confermato per lui la condanna già inflitta nei primi 2 gradi di giudizio. Quando i militari erano andati a eseguire l'ordine di cattura, di lui non c'era più traccia. La fuga sarebbe avvenuta il giorno successivo a un'altra condanna, questa volta in primo grado a 8 anni per tentato omicidio e stalking, per un episodio del luglio 2022, in cui aveva aggredito con un'accetta il figlio della compagna. Ora Carru dovrà scontare 16 anni per reati gravissimi. Metti un mi piace se credi che la pena sia giusta. Commenta con il tuo parere, che per me è sempre importante. E iscriviti per non perderti i prossimi aggiornamenti sui casi di cronaca in Sardegna. Grazie mille per la tua attenzione, ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata.